visita a sorpresa a Lignano, a Riviera Resort di Patrizia Merigliani, patron di Miss Italia, proprio quando qui si sta svolgendo una selezione regionale del concorso. Sì. La prima volta in Friuli, la prima volta a Lignano. Sì, è una bella emozione. Il posto è magnifico, ma non avevo dubbi. E poi c'è questa apertura, questa grandiosità di questi spazi enormi, bellissimi, che veramente fa un piacere vedere in un periodo come Ferragosto, che è molto diressa, per cui grande charme. E poi ci sono insomma le ragazze, immagino anche per loro la grande emozione per insomma, partecipare a questa selezione, insomma di farlo davanti a Patrizia Merigliani ancora di più. Mi emoziono più io di loro quando vedo le ragazze, perché sono proprio la storia del concorso e la certezza è sempre che è da lì che arriva Miss Italia, dalle regioni italiane, in questo caso da questa selezione che verrà fatta, anzi una finale di Miss Givova, è un nuovo sponsor tra l'altro del concorso e che vogliamo vedere queste ragazze che saranno anche atletiche tra l'altro, perché stiamo parlando di sport, che è uno degli elementi importanti che noi predichiamo alle nostre ragazze, salute, benessere e sport sicuramente. Ne ha viste tantissime di ragazze nel corso degli anni, ne ha accompagnate sì. Tante nel corso appunto degli anni, insomma quella di Miss Italia è una bellezza acqua e sapone, una bellezza semplice, questa un po' è rimasta una costante nel tempo, no agli eccessi. No, agli eccessi, come ho detto qualche anno fa, mi sono tirata anche un po' di critiche per questa cosa, ma sono sempre più convinta che l'eccesso sia un sinonimo di fragilità e le ragazze Miss Italia sono donne sicure, sono donne forti, quindi va bene tutto ciò che è moda, ma non esageriamo. Molto spesso si ragiona in termini di scissione tra le miss e le ragazze, tra le miss e le ragazze della porta accanto, diciamo così. Esiste davvero questa scissione? Io mi dispiaccio tantissimo quando si pensa che il mondo di Miss Italia sia un mondo distante dalla realtà, quando le nostre ragazze sono studentesse, ragazze che lavorano, con le famiglie, con le loro problematiche, sono le ragazze di oggi, di questo mondo che stiamo vivendo, che fanno anche una scelta in più di partecipare a un concorso che è quasi una scuola di vita. E qui la forza di Miss Italia. Lei ha più volte ripetuto Miss Italia è un sogno. Sì, e continua a esserlo. Sempre più c'è bisogno di sognare in un momento in cui sembra che non ci sia più permesso farlo. Tutto quello che sta succedendo, la mancanza di lavoro, la crisi in tanti settori, la guerra, ci sta portando sì, verso una forma così di tristezza, di depressione che noi dobbiamo combattere, possiamo combatterla usando anche come fil rouge la bellezza, ma per raccontare storie di ragazze, insomma. Ecco, parlava del momento di difficoltà che abbiamo vissuto, che in parte insomma stiamo ancora vivendo, se non altro in termini di strascichi, diciamo così. E ovviamente questo ha colpito tutti, ha colpito in qualche maniera anche il concorso di Miss Italia. Sì. Sono stati momenti insomma difficili in questi ultimi 2 anni che hanno imposto alcune decisioni importanti, ma che si sono trasformate anche in opportunità, no, per ripensare al concorso. Esatto. Beh, i momenti di crisi sono opportunità di crescita, per cui noi abbiamo usato questi momenti di crisi per ragionare innanzitutto su idee nuove, perché rimanere ancorati al passato è sbagliato e invece adeguarsi ai tempi che stiamo vivendo è vita, è movimento. E quindi nuovi modi di rappresentare la bellezza, alcuni più moderni usando molto i social, che sono stati per 2 anni l'unico trade union che noi abbiamo avuto col pubblico. Questo ritorno adesso alle prefinali con 200 ragazze, mentre per 2 anni non le abbiamo potute fare, e questo desiderio che noi abbiamo di raccontare una donna nuova, una donna diversa,
che esce dalla crisi, come usciamo tutti, e che racconta esperienze. Una delle esperienze di cui parleremo quest'anno è quella climatica, cioè il clima sta modificando la vita di ognuno di noi, oltre che l'economia. È una tematica molto importante che verrà ancora una volta sottoposta alle ragazze per discuterne. Ecco, questo mi fa venire in mente una cosa, forse ci sono ancora tanti luoghi comuni su ciò che è il concorso di Miss Italia, su ciò che questo concorso rappresenta, perché magari ci si sofferma, e sicuramente questa è una componente importante, sulla bellezza, però forse dimenticando che c'è molto altro. Ma io quando sono venuta in questo posto ho detto che bel posto. E quando dici che una cosa è bella è perché ti dà buone energie, quindi la bellezza è fondamentale nella nostra vita a tutti i livelli, la bellezza di un paesaggio, la bellezza di un monumento, la bellezza di una donna, cioè beato chi può godere della bellezza, chi è stato miracolato e ha avuto il dono della bellezza. Lo so che la bellezza non l'hai, come dire, è una fortuna averla, non te la sei guadagnata, però anche per chi è bella mantenere questa idea di intraprendenza, intelligenza, pur essendo bella, è difficile. A volte è più ghettizzata una donna bella di una donna che non lo è. Quindi io oggi sto parlando di valori che vanno oltre la bellezza perché credo che le donne siano più complete per potersi raccontare anche in un contesto dove è difficile vivere. E solleciteremo le nostre ragazze e anche i giurati che verranno alle prefinali e alle finali, appunto, a adottare nuovi sistemi per percepire una bellezza che può essere anche in certi momenti nascosta e dobbiamo tirarla fuori. Si parlava del momento di difficoltà come opportunità, ecco, qualche sperimentazione è stata fatta anche qui in Friuli con Michele Cupitò e la Paola Rizzotti, che hanno lanciato una sfida a Telefriuli, che Telefriuli ha voluto insomma raccogliere per accompagnare, portare avanti questo percorso anche in questi 2 anni, no, difficili. Abbiamo insomma proposto dei collegamenti con lei, dei suoi videomessaggi, anche questo insomma è un esperimento riuscito, a noi ha dato buone soddisfazioni. Quando Michele me ne ha parlato sono stata molto contenta perché era un modo per continuare, per andare avanti e soprattutto per parlare a tante famiglie che magari non hanno avuto l'opportunità di seguire le selezioni come oggi il pubblico avrà. È una ottima idea e mi è piaciuto tantissimo il collegamento con le altre regioni italiane, perché nessuno ci pensa, ma noi stiamo facendo circa 400 selezioni in tutta Italia, a volte concomitanti, in 3, 4, 5 regioni si svolgono le serate, dal nord al sud, al centro. E questo collegamento è bellissimo, perché dà il senso della famiglia. Ecco, quello che succedeva era che proprio dagli studi di Telefriuli durante la selezione ci si bellissimo, collegava con altre regioni dove si svolgevano appunto altre selezioni. Insomma, in fondo abbiamo comunque bisogno di ritrovarci, di sentirci uniti, di stare insieme in tutti i modi possibili. Ma anche le ragazze hanno bisogno di interfacciarsi, perché la cosa bella di Miss Italia è che si demoliscono i confini regionali e le ragazze diventano tutte amiche. È una cosa, questo famoso detto il nord e il sud, no, diventano tutte amiche e per anni si tengono in contatto. Questo nascono senza sicuramente invidie e senza gelosie. Anche perché dopo quello che non si vede, il dietro le quinte, che sfugge, no, a chi guarda da casa, è un'altra storia molto, molto interessante da raccontare. Le chiedo un'altra cosa, in tutti questi anni, come dicevamo, lei ha incontrato tante ragazze, che raccomandazioni fa loro o che consigli dà? Ricordiamo che dalle passerelle di Miss Italia sono poi uscite donne che sono andate in televisione, al cinema, anche in politica. Ma il consiglio e sembra molto, molto retorico quello che dico, perché poi sembra, una volta avremmo detto è un gioco, che il Miss Italia è un gioco dell'estate, oggi è diventato anche un po', viste le problematiche Covid, anche dell'autunno. Io dico Miss Italia è un'opportunità che bisogna
quando si ha la fortuna appunto di poterne usufruire, bisogna avere le idee molto chiare e l'umiltà per affrontarla. Questo è importante. E allora in chiusura vuole dare un saluto ai telespettatori di Telefriuli e magari c'è qualcosa che vuole dire proprio alle ragazze di questo territorio che decidano di tentare il percorso di Miss Italia o meno? Ma il territorio, innanzitutto il Friuli è una regione molto laboriosa, di donne molto forti, la percezione che abbiamo noi è la forza delle donne friulane. E quindi io innanzitutto invito le ragazze a partecipare e a vivere una bella esperienza che porteranno dietro per la vita. Non dico sorridete, perché in questo momento non abbiamo tanto da sorridere, però credete e abbiate le idee chiare sul vostro futuro. Ecco, questo è molto importante. Grazie allora a Patrizia Mirigliani per essere stata con noi. Grazie Naturalmente a buon lavoro. Grazie a tutti quelli che ci seguono. Grazie. Grazie.